Saranno oltre 150 i viadotti che il Genio Civile di Agrigento controllerà nella nostra provincia. A comunicarlo l'ingegnere capo architetto Rino Lamendola. Saranno infatti 19 gli esperti incaricati a fare tale servizio. Ci sarà infatti una gara che ne assegnerà i compiti, una mappatura generale e saranno predisposti le schede sullo stato dell'arte dell'opera. Il lavoro sarà poi trasmesso all'assessorato competente per stabilire le priorità sugli interventi più urgenti da fare per evitare il peggio. Dopo il crollo del ponte di Genova è notevolmente cresciuta l'attenzione sulla sicurezza per le nostre infrastrutture. Il governo Musumeci in Sicilia ha stanziato 5 milioni di euro per il monitoraggio sullo stato di conservazione e di efficienza strutturale dei ponti che ricadono sulle nostre strade provinciali. Qui ad Agrigento saranno 156, ben 156 i ponti che saranno ispezionati, schedati da 19 liberi professionisti che saranno individuati a seguito di procedure di affidamento che terremo entro il mese di ottobre qui in ufficio. I dati che saranno acquisiti poi saranno consegnati al governo affinché possa programmare una serie di interventi finalizzati a superare le criticità che saranno rilevate. Questa attività di fatto mostra da un lato un nuovo interesse della politica nei confronti del nostro sistema infrastrutturale e dall'altro manifesta una proficua apertura nei confronti degli incarichi ai liberi professionisti, capitalizzando così quei bandi tipo che sono stati adottati dalla Regione con decreto a firma dell'assessore Falcone lo scorso 5 dicembre 2018. Grazie a questo decreto le stazioni appaltanti che operano in Sicilia oggi dispongono dei bandi tipo e quindi degli strumenti idonei per poter bandire concorsi di progettazione e per poter affidare servizi di architettura e ingegneria, così incrementando gli incarichi ai liberi professionisti che poi costituiscono magari gli operatori economici medio-piccoli che, come sappiamo, costituiscono la base della nostra economia. Io vorrei ricordare che questa iniziativa si cala lungo un percorso già tracciato negli ultimi mesi qui all'ufficio del Genio Civile. Abbiamo stabilito un canale preferenziale per la veloce approvazione dei progetti di infrastrutture importanti. Grazie a questo canale abbiamo già approvato il progetto per la ricostruzione del Ponte Petrusa, abbiamo approvato il progetto per il consolidamento del primo tratto del Ponte Morandi, abbiamo redatto il progetto del servizio per l'affidamento della progettazione esecutiva dei lavori per il consolidamento del Ponte Cansalamone di Sciacca, tutte infrastrutture che sono importanti affinché la nostra provincia possa superare quel gap infrastrutturale che costituisce attualmente un limite per lo sviluppo, per il rilancio socio-economico della nostra terra.